Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai principali argomenti inseriti in scaletta. Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza Paola Galeone, il rappresentante istituzionale avrebbe chiesto l'emissione di una fattura fittizia ad un'imprenditrice che ha denunciato 700 euro la presunta mazzetta intascata dal prefetto, bocche cucite nel palazzo di governo cittadino. Tutto esaurito nei locali calabresi per il cenone di fine anno, musica, balli e cibi della tradizione. La neve in Sila richiama i turisti della montagna tra scenari da cartoline e impianti che da domani saranno aperti. Tra le principali attrazioni il caratteristico trenino a vapore. Restano in campo 14 liste per le regionali del 26 gennaio prossimo, esclusa la lista 10 idee per la Calabria, sorteggiato l'ordine dei candidati presidenti sulla scheda elettorale. Un incendio ha distrutto una stalla a Borgia nel Catanzarese, le fiamme hanno minacciato anche un'abitazione. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo gli animali. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la notizia di oggi riguarda l'indagine che vede coinvolto il prefetto di Cosenza Paola Galeone, indagata per corruzione. I nostri servizi, vediamo. Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, il rappresentante istituzionale sorpresa dalla polizia con i soldi appena ricevuti da parte di un'imprenditrice. La notizia riportata questa mattina da Gazzetta del Sud è stata la vittima a denunciare la proposta del rappresentante istituzionale che avrebbe chiesto alla giovane donna l'emissione di una fattura fittizia, poco più di 1.000 euro, di cui 700 sarebbero andati al prefetto e 500 all'imprenditrice. Il piano spiegato, secondo quanto si è appreso, nel palazzo di governo della città. L'obiettivo: riscuotere la parte restante dell'anno in corso del fondo di rappresentanza accordato ai prefetti. L'imprenditrice, turbata da quanto accaduto, si sarebbe confidata in famiglia, poi si è recata in questura. L'accordo tra le due donne prevedeva la consegna del denaro in un bar dove la vittima si è recata con la busta contenente le banconote fotocopiate e strumentazione in grado di registrare le conversazioni. All'uscita del luogo pubblico il rappresentante istituzionale sarebbe stato avvicinato dalla polizia. In borsa ritrovata la busta con i contanti, una vicenda su cui vige il riservo, seguita in queste ore dalle massime autorità giudiziarie. Secondo quanto si è appreso nei giorni scorsi, gli agenti della squadra mobile avrebbero acquisito della documentazione in prefettura. Una storia che ha fatto balzare Cosenza nell'ultimo giorno dell'anno alla ribalta della cronaca nazionale. Intanto saranno le indagini in corso a chiarire gli aspetti di un caso senza precedenti. Non è un martedì qualunque in piazza 11 settembre a Cosenza, e non soltanto perché è il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno. Il caso di cronaca che vede coinvolto il prefetto di Cosenza Paola Galeone ha scosso la città e non solo. La piazza e il corso brulicano di gente, musica ad alto volume e shopping, ma non mancano i capannelli e l'argomento principe, oltre al Capodanno. È proprio il caso Galeone. Stupore e incredulità da parte dei cittadini per una vicenda che getta ombre su una personalità a capo di un'istituzione che gode di grande credibilità. E se è scossa la città, lo è di sicuro anche il palazzo della prefettura. Telefoni accesi ma muti, restano senza risposta anche le domande più semplici. La giornata prefestiva ha svuotato gli uffici in anticipo rispetto al solito orario. Al primo piano le porte sono chiuse, ma si intravede la stanza del prefetto. È qui che gli agenti della mobile avrebbero eseguito delle perquisizioni per visionare e prelevare documenti. Nel mirino quel fondo di rappresentanza destinato ai prefetti, un plafond di qualche migliaio di euro che Paola Galeone avrebbe utilizzato, almeno in parte, in modo illecito. E tornando in piazza, ecco uno dei bar frequentati dal rappresentante di governo, funzionari e dipendenti della prefettura. L'esercizio commerciale è affollatissimo. Potrebbe essere avvenuto qui lo scambio con l'imprenditrice che ha accettato la proposta indecente al solo scopo di smascherare il tentativo di corruzione, lontano da occhi indiscreti, ma non dagli obiettivi e dai microfoni della polizia. Paola Galeone, laureata in giurisprudenza e scienze politiche, è prefetto di Cosenza dal 23 luglio 2018. In precedenza aveva svolto le stesse funzioni a Benevento dal maggio 2014 fino all'arrivo in città dei Abruzzi. È stata assunta all'amministrazione civile dell'interno nel dicembre dell'87 e assegnata come prima sede alla prefettura di Taranto, dove ha svolto diversi ruoli. A Cosenza aveva già ricoperto il ruolo di viceprefetto e commissario prefettizio di Corigliano e Cerzeto.
Cambiamo decisamente argomento, tutto esaurito nei locali calabresi per il cenone di fine anno, musica, balli e cibi della tradizione. Le malinconie, le nostalgie, perfino dei rimpianti, per le cose che se avessi adesso ancora qui davanti, le rifarei. E chissà quante cose rifarebbero i calabresi per l'anno che verrà, come recita il rocker di Zocca. Intanto ci si prepara ad accogliere il nuovo anno nel migliore dei modi, fra cenoni, veglioni e gite fuori porta. Nell'era dei social per la città sono davvero pochi i manifesti che suggeriscono come trascorrere l'ultima notte dell'anno, ma la gente ha le idee chiare. Tutti tra di noi in famiglia. Quante persone siete? 10. Che cosa preparate? È un po' di tutto, tradizionale comunque. Preparate il cenone a casa? Sì, Che cosa preparate di buono? un po' di lenticchia, zambone, diciamo un po' di verdure, broccoli, come si usa? In famiglia. Siete tante persone? Diciamo non tante, però ci arrangiamo. E poi scegliete di andare in piazza oppure no? No, rimaniamo a casa perché abbiamo una bimba piccola. Mia moglie mi ha mandato a fare le ultime cose, sì. Trascorrerete in famiglia? In famiglia, sì. Siete in tanti? 20 persone, da 18 a 20 persone. Sì. Poi dopo si va in piazza oppure si resta a casa? Non lo so, dipende dal freddo, ci sono i bambini, quindi non so, siamo un po' tutti raffreddati in questo Quindi periodo. un cenone tradizionale? Sì, sì, tradizionale, sì, sì. Secondo un'indagine di Coldiretti, 7 italiani su 10 resteranno in casa in famiglia e anche in Calabria l'andazzo è lo stesso, si cena in casa per poi magari scendere in piazza ad ascoltare gli artisti previsti nelle varie province. Ma c'è anche chi ha scelto, almeno per l'ultimo giorno dell'anno, di non mettersi proprio ai fornelli. Si va al ristorante, sì, niente cucina. Ho cucinato per tanti anni sempre. Ho 3 figli, 5 nipoti. Ho cucinato sempre per loro. Quindi stasera avete deciso di andare... Stasera mio figlio il grande ha deciso, ma non ti faccio cucinare. Un bel regalo. Mi ha fatto un bel regalo, sì. La scelta è ricca e ampia, alcune strutture sono sold out. La serata qui all'Hotel San Francesco sarà veramente completa e ricca di tanti eventi che si susseguiranno. Quindi inizieremo con il cenone, siamo oltre 300 posti, ci sarà anche lo spazio musicale che si effettuerà qui durante la cena e anche dopo la cena. Quindi gli ospiti potranno rimanere al tavolo seduti comodamente e farsi sentire o ballare le musiche degli anni 70, 80 e 90. Sotto abbiamo la discoteca, quindi con eventi, con dei DJ che si susseguiranno durante la nottata. E poi abbiamo anche la sala latino, quindi abbiamo l'angolo bar con la sala latino, siamo veramente ricchi e offriamo veramente di tutto. Ma vediamo quale sarà il menù che accompagnerà gli ospiti alla fine del 2019. Stiamo preparando 2 menù, uno a base di pesce e uno a base di carne. Quindi prevediamo comunque un bel numero di persone, siamo sopra le 300 persone. Quindi ci sarà un ricco antipasto di pesce, poi 2 primi, un risotto e una pasta fresca, della ricciola con contorno e poi prepareremo anche il classico pandoro, però lo presenteremo con una crema di mascarpone e panna, frutti di bosco freschi e zucchero a velo. Poi non può mancare la lenticchia. Sì, più tardi poi dopo la mezzanotte serviremo anche lo zambone e le lenticchie augurate, sperando che quest'anno sia ancora meglio di questo che è passato. Un ventennio si chiude e la speranza è che il nuovo anno porti a tutti serenità, salute e felicità. E la neve in Sila richiama i turisti della montagna tra scenari da cartoline e impianti che da domani saranno aperti. Tra le principali attrazioni il caratteristico trenino a vapore.
Molti turisti che hanno scelto di trascorrere il Capodanno sull'altopiano silano, la neve caduta nelle ultime ore ha attirato molti amanti della montagna. A Camigliatello si registra il tutto esaurito nelle strutture turistiche, paesaggi da cartolina, tradizioni e sport invernali. Tra le attrazioni lo storico trenino a vapore, un viaggio da Moccone a San Nicola Silvana Manzio, tra paesaggi meravigliosi e suggestive valli. Quella di San Nicola è una delle stazioni più alte d'Europa a scartamento ridotto, ad accogliere i turisti, i prodotti del territorio e le antiche tradizioni. Noi oggi abbiamo una grande responsabilità per tutti coloro i quali ci hanno raggiunto dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria, quindi offrire una giornata meravigliosa. La natura lo fa di per sé, noi metteremo l'impegno per far conoscere la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura e certamente la nostra enogastronomia. La neve copre le piste che a Camigliatello apriranno proprio il giorno di Capodanno. Già in funzione invece il campetto scuola servito dal Tapirulan. Le previsioni poi sono ottime, il sole splenderà secondo gli esperti per l'intera settimana e così chi ha scelto la Sila potrà godere appieno del paesaggio imbiancato. Parliamo adesso delle regionali del prossimo 26 gennaio. Restano in campo 14 liste, esclusa la lista 10 idee per la Calabria. Sorteggiato inoltre l'ordine dei candidati e presidenti sulla scheda elettorale. Carlo Tanzi, Pippo Callipo, Iole Santelli e Francesco Aiello. Questo l'ordine dei candidati presidenti che gli elettori troveranno sulla scheda elettorale per le regionali del prossimo 26 gennaio. La disposizione è scaturita dal sorteggio avvenuto presso la Corte d'Appello di Catanzaro. In campo dunque 4 aspiranti governatori e 14 liste, esclusa infatti la lista 10 idee per la Calabria a sostegno di Callipo per la mancanza di collegamento al candidato presidente. Raccogliere 6.000 firme in appena 10 giorni non era facile, si legge in un comunicato diffuso dalla lista che parla di norme palesemente inique. Dunque le liste sono complessivamente 14, 3 a sostegno dell'ex capo della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi, ossia Tesoro di Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita. Per l'imprenditore Pippo Callipo, candidato del centrosinistra, rimangono in campo 3 liste, Io Resto in Calabria, PD e Democratici Progressisti. 6 invece le liste a sostegno della candidata del centrodestra Iole Santelli, ossia Iole Santelli Presidente, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, UDC e Casa delle Libertà. 2 infine le liste a sostegno del candidato 5 Stelle, il professor Francesco Aiello, e cioè Movimento 5 Stelle e Calabria Civica Liberi di Cambiare. I danni del maltempo dei giorni scorsi, ebbene la Regione ha chiesto lo stato di emergenza. L'antico molo di Pizzo, travolto dalle mareggiate, è il simbolo dei danni del maltempo che ha colpito la Calabria alla vigilia di Natale. La costa tirrenica, quella che ha subito maggiori danneggiamenti. Nel Cosentino le cittadine rivierasche hanno fatto i conti con lungomare distrutto, case allagate, e a San Lucido proprio il 24 mattina con la rottura delle condutture idriche e fognarie. Necessario un intervento straordinario delle RUSPE per garantire servizi essenziali. La Regione ha chiesto per i danni ingenti e non ancora del tutto quantificati lo stato di emergenza rispetto a quelli che nel documento sono stati definiti eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato il territorio calabrese tra il 21 e il 24 dicembre. Per mettere in sicurezza i centri costieri necessiterebbe un piano ben strutturato e non degli interventi tampone come spesso chiesto anche dai residenti. Il fenomeno dell'erosione costiera negli ultimi 15 anni ha cancellato chilometri di spiaggia e danneggiato seriamente le abitazioni un tempo lontane dalla riva. Puntuale, ogni anno il mare d'inverno si spinge sempre più in là come un rituale che si ripete. Lo stato d'emergenza chiesto dall'ente supremo calabrese risponderà ai bisogni di queste zone. L'emergenza e la burocrazia che camminano paralleli mentre le onde che non conoscono regole continuano a conquistare sempre più terreno. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
È stato ritrovato questa mattina il corpo di un uomo travolto da un'auto sulla statale 106 nel tratto tra Badolato e Santa Caterina. L'incidente è avvenuto ieri sera quando, per causa in corso di accertamento, la vettura condotta da un pensionato ha investito l'uomo. L'autista si è fermato ma non è riuscito a rintracciare il corpo nei pressi della zona in cui è avvenuto l'impatto. Solo questa mattina è stato trovato dalle forze dell'ordine. Il pensionato adesso è accusato di omicidio stradale. A fuoco una stalla in località Salice nel comune di Borgia. Le fiamme hanno minacciato anche un'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Ad essere interessata dal rogo una struttura in cemento con copertura in lamierato adibita al ricovero di animali e deposito di numerose balle di fieno situate in prossimità di un'abitazione. Messi in salvo gli animali, l'intervento delle 12 unità di vigili del fuoco con 3 automezzi inviati alla sede centrale e dal distaccamento volontario di Girifalco ha permesso di spegnere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme all'interno della proprietà. Rubano una bici per chiedere riscatto. 4 minori sono stati denunciati dai carabinieri a Filadelfia nel Vibonese. Un uomo, dopo aver subito il furto di una bicicletta di valore, è stato ricontattato e invitato ad uno scambio a fronte del pagamento di un riscatto. Nel 2014 il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 59enne romena accusata di sfruttamento di minori per accattonaggio. La donna è stata adesso rintracciata e arrestata nei pressi del casello autostradale di Villessi a Gorizia. Viaggiava a bordo di un autobus diretto in Slovenia. Un uomo di 52 anni con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri a Reggio Calabria per il furto di una staccionata in legno realizzata da volontari nel quartiere Pellaro. I militari hanno trovato i pali in legno durante una perquisizione domiciliare. E c'è ancora una notizia di cronaca che arriva dal Vibonese, dove è stata scoperta una fabbrica abusiva di esplosivi artigianali. Un uomo di 45 anni di Sorianello è stato denunciato. L'uomo vendeva abusivamente petardi e fuochi artificiali. La perquisizione domiciliare ha portato alla luce un vero e proprio laboratorio abusivo proprio di materiale esplodente. Ci spostiamo adesso a Scalea, dove è stata inaugurata un'isola ecologica per raccogliere la plastica e usufruire poi di sconti da spendere in alcuni esercizi commerciali dell'Alto Tirreno Cosentino. Un progetto sposato in molte province calabresi e l'obiettivo è di incentivarlo per gli anni a venire. Nuova vita alla plastica di bottiglie e flaconi, si chiama Panda, il progetto green che premia il processo del riciclo rappresentando una concreta opportunità di business. Sul sito ufficiale campeggiano in primo piano le prossime installazioni in Calabria e proprio a Scalea ha riscosso interesse e curiosità l'arrivo di Panda. Il nostro progetto consiste nell'installare questi ecoraccoglitori multimediali nei vari comuni e supermercati d'Italia. Siamo partiti da qualche anno, siamo un po' arrivati in un bel po' di regioni d'Italia e stiamo crescendo e ultimamente dovremmo ancora installare altre macchine in altre regioni, tipo nel Campania, Puglia. Prevediamo da qua a fine anno di fare almeno 300 installazioni di questi ecoraccoglitori. Sono 4 anni che Panda è in circolo in tutta Italia. In Calabria la piana di Gioia Tauro ha risposto bene all'installazione di isole ecologiche e l'obiettivo è espandersi in maniera capillare sull'intero territorio calabrese. Le persone metteranno da parte tutti i contenitori, le bottiglie d'acqua in particolar modo potranno essere schiacciate e quindi più facile da portare qui, verranno conferite in questo ecoraccoglitore. Ad un minimo di vendi avranno una scontistica con tutte le attività con cui già abbiamo preso un accordo sull'incentivo che dà il cliente, al cittadino, perché il cittadino deve essere sempre incentivato a fare un qualcosa che porti del bene al nostro paese. Hashtag Portala K è il motto scelto per riciclare sul serio. A Castrovillari consegnato a Settimio Pisani il premio UBU 2019. Settimio, cosa significa per te ricevere questo premio UBU 2019?
Ma è una soddisfazione enorme per il lavoro mio personale, per il lavoro di tutti quelli che collaborano al festival. Abbiamo fatto 20 anni, quindi è insomma una soddisfazione grande, è un premio che vuole riconoscere quello che non si vede, insomma il sommerso e tutta la fatica che c'è per tenere in piedi un progetto come quello di Primavera dei Teatri, che insomma 20 anni è un miracolo che sia sopravvissuto, speriamo nei prossimi 20. A ricevere l'Oscar del teatro italiano è stato Settimio Pisano, premio Ubu 2019 come miglior curatore organizzatore per il Festival Primavera dei Teatri. Esattamente 10 anni fa Primavera dei Teatri riceveva l'Ubu speciale come festival ormai storico dedito alla scoperta e alla valorizzazione di giovani gruppi teatrali. Quest'anno che Primavera dei Teatri ha compiuto 20 anni, il premio viene consegnato al suo direttore organizzativo Settimio Pisano, alla guida della compagnia Scena Verticale dal 2001. Una categoria che è nata 3 anni fa sostanzialmente, appunto per dare visibilità a quello che non si vede. Poi il lavoro del teatro è un lavoro di squadra, non ci sarebbero gli attori sul palco se non ci fosse dietro un lavoro importante dal punto di vista anche organizzativo, produttivo, eccetera. Scena Verticale invece, grazie all'ingegnere del suono Hubert Westemper, si aggiudica l'Ubu per l'ultima fatica teatrale messa in scena da Dario De Luca, Lo Psicopompo. Con questa produzione ha contribuito al contempo ad accrescere il nome dei Box Art di Cosenza, dove lo spettacolo è stato presentato in anteprima assoluta. E adesso le previsioni del tempo. Deciso miglioramento del tempo nelle prossime ore grazie a un ritorno dell'anticiclone. Il clima comunque rimarrà freddo, specie nelle ore notturne. Domani sereno o poco nuvoloso, ancora gelate al mattino nelle zone interne e temperature massime in ulteriore aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani poco mosso il Tirreno, mosso localmente molto mosso lo Ionio. Venti da nord deboli o moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata e a tutti auguri di buon anno.